Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Landhaus 1 zur heutigen Pressekonferenz. Südtirol impft. Unter diesem Motto findet vom 10. bis zum 12. Dezember ein landesweites Impfwochenende statt und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Heute werden Ihnen die Verantwortlichen die Details zu dieser landesweiten Aktion vorstellen und ich begrüße ganz herzlich die Vertreter der Landesregierung, die Vertreter des Sanitätsbetriebs sowie die Partnerorganisationen, die Inhaber der Apotheken sowie die Zivilschutzorganisationen und Andreas Schatzer als Vertreter des Gemeindenverbands. Buongiorno a tutti e benvenuti all'odierna conferenza stampa. L'Alto Adige si vaccina, ecco questo è il motto di un'importante iniziativa vaccinale che si svolgerà dal 10 al 12 dicembre in tutto l'Alto Adige e a presentarci i dettagli oggi qui i responsabili della giunta provinciale ma anche i rappresentanti dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e delle organizzazioni partner, del Consorzio dei Comuni, di Federfarma Alto Adige e delle organizzazioni della protezione civile. Ecco, prima di iniziare saluto naturalmente anche i rappresentanti dei media che sono qui in sala e collegati sulla nostra piattaforma Zoom e prima di passare la parola ai relatori vorrei fare una piccola precisazione dal punto di vista tecnico. Ecco, oltre ad essere trasmessa sui canali YouTube della provincia, questa conferenza stampa di oggi sarà anche tradotta nella lingua dei segni ed è anche per questo motivo che i relatori durante i loro interventi toglieranno la mascherina garantendo comunque la massima sicurezza perché abbiamo i dispositivi di protezione qui installati e manteniamo le distanze di sicurezza. Ein kurzer technisch-organisatorischer Hinweis noch vorab. Wir übertragen diese Pressekonferenz auf den offiziellen YouTube-Kanälen des Landes und übersetzen sie heute auch in Gebärdensprache. Und aus diesem Grund werden die Redner während ihrer Statements den Mundschutz abnehmen, um eben die bestmögliche Verständigung auch und Verständlichkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung der Sicherheitsabstände ist gewährleistet, ebenso wie eine größtmögliche Sicherheit dank der Glasschutzvorrichtungen, die wir hier aufgebaut haben. I relatori interverranno in tedesco ed in italiano e come sempre alla fine della conferenza stampa saranno a disposizione dei giornalisti per le loro domande. Passo ora la parola ai rappresentanti della Giunta provinciale, das Wort nun an die hier anwesenden Vertreter der Landesregierung. Ich begrüße Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann und den Landesrat für Bevölkerungsschutz Arnold Schuler. Ja, danke schön. Einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Buongiorno a tutti, buongiorno Deutsch. Ich darf zunächst einmal darauf hinweisen, dass sich ganz Europa auf den Weg macht. In ganz Europa laufen derzeit Aktionen, damit die Impfquoten erhöht werden können, damit sich möglichst viele Menschen impfen, angesichts der allgemeinen Infektionslage, aber auch angesichts der Tatsache, dass eine neue Variante auch präsent ist. Und deshalb gibt es überall jetzt das Bestreben, noch zusätzlich Anstrengungen zu unternehmen, damit sich viele Menschen impfen. In Italien ganz besonders, ich habe mich gestern noch mit den Kollegen Fedriga, Friuli Venetien, aber auch mit meinem Kollegen Maurizio Fugatti ausgetauscht. In Trentino, auch dort läuft eine Aktion, um jetzt möglichst schnell viele Menschen zum Impfen zu bringen und auch zum Beispiel in Friuli Venetien bemüht man sich jetzt durch verschiedene Aktionen noch einmal das Thema bekannt zu machen. Und zwar Erstimpfung, Zweitimpfung und natürlich die Auffrischungsimpfung, das Boostern, weil der Impfschutz eben mit Zeitdauer nachlässt und wir jetzt gerade jene Personen, die am Anfang geimpft worden sind, jetzt in eine Situation bekommen, wo das dringend notwendig ist. Dazu kommen noch die Jungen. Die Jungen, die über 12-Jährigen und sehr bald auch die über 5-Jährigen dann, das ist dann noch einmal ein Thema, wo wir den Impfschutz aufbauen wollen, ganz einfach, weil es erwiesen ist, dass das Impfen hilft. Ich darf
mich an dieser Stelle dann bedanken. Ich beginne bei meinen Kollegen in der Landesregierung, Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann, Zivilschutzlandesrat Arnold Schuler, aber auch bei allen Organisationen, die jetzt für diese Sonderaktion Verantwortung übernehmen und Hilfestellung leisten. Natürlich in erster Linie beim Gesundheitsbetrieb, Generaldirektor Zerzer, Koordinator dieser Aktion, Dr. Patrick Franzoni, sind hier anwesend, aber noch einmal alle Partner. Der Südtiroler Gemeindenverband mit Andreas Schatzer, dem Präsidenten, hier vertreten, alle Gemeinden somit, die mitwirken, aber in besonderer Weise natürlich die Zivilschutzorganisationen, Weißes und Rotes Kreuz, die Apotheken, die möchte ich besonders nennen, hier eben auch durch Matteo Vomicini vertreten, alle, die hier mithelfen, damit diese Aktion ein möglicher Erfolg werden kann. Ein letztes noch, was erwarten wir uns? Das ist die Frage, die ja sicher kommen wird und deshalb will ich sie vorwegnehmen. Nun, wir können nur das Angebot machen. Wir können Möglichkeiten schaffen. Wir können das noch niederschwelliger jetzt gestalten, als es jetzt schon war. Es ist inzwischen die Kapazität der vorhandenen Impfzentren in den letzten Tagen schon hochgefahren worden. Es wird jetzt mehr geimpft und das wird auch dann so bleiben, auch nach dieser Aktion. Aber gleichzeitig wollen wir an einem Wochenende wirklich animieren und Möglichkeiten schaffen landesweit, dass man sich eben jetzt rasch impfen lassen kann, dass man nicht, wie es jetzt in vielen Regionen Italiens moniert wird, wir lesen das heute in den Zeitungen, ja, ich habe den Termin jetzt im März, habe ich gelesen heute eine Schlagzeile, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Region das war, wo man sagt, so kann das doch nicht gehen. Wir wollen hier das Angebot schaffen, dass genau das nicht passiert, dass man jetzt zeitnah die Impfung machen kann und das möglichst viele. Es wird eine Kapazität aufgebaut von bis zu 100.000, das ist die Möglichkeit, die wir schaffen. Es hängt dann davon ab, von den Menschen, ob die Beteiligung da ist. Und was ist das Ziel? Wir können auch da keine Garantien abgeben. Ich will das ganz klar sagen, sonst heißt, wie die Politik verspricht, ja, das heißt, wenn das gemacht wird, dann ist alles gut und dann haben wir überhaupt kein Problem. Wir können diese Garantie nicht geben. Aber es ist eines klar, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein halbwegs vernünftiges Weihnachten haben, steigt natürlich mit der größtmöglichen Beteiligung. Das ist eindeutig und allein das muss genügen als Grund. Dann hängt vieles von anderen Faktoren auch ab, das ein letztes noch, auch Geimpfte sind immer aufgefordert, sich möglichst auch so zu verhalten, dass die Risiken minimiert werden, Abstand, Maske und so weiter. Das gilt dann auf jeden Fall auch für die Geimpften. Ecco, questo è il mio intervento, io dico in tutta Europa, gli stati, le regioni adesso stanno lavorando per ancora portare più persone al vaccino, convincere più persone, è una cosa che si vede in tutti gli stati europei, proprio perché lo richiede la situazione. Abbiamo in tutta Europa un aumento delle infezioni, abbiamo la presenza di una nuova variante della quale non si sa ancora quale effetto avrà sulla pandemia e perciò in tutta Europa, ma soprattutto in tutta Italia, le regioni si stanno attivando. Io ho sentito ieri sera stesso il collega Federica, Friuli Venezia Giulia, anche Presidente della Conferenza Regioni, e Maurizio Fugatti, ovviamente il collega della Provincia Autonoma di Trento, anche loro si stanno attivando. Trento è una iniziativa piuttosto simile alla nostra e siamo sempre in contatto, anche a livello tecnico ci sono i contatti. Tutti stiamo facendo e ci stiamo attivando. Io qui devo dire ringrazio soprattutto i colleghi, l'assessore alla salute Thomas Wiedmann, l'assessore alla protezione civile Arnold Schuler, ma poi tutti i partner, in primis ovviamente l'azienda sanitaria col direttore generale dottor Zerzer, col coordinatore dottor Franzoni, ma anche tutti i partner qui presenti, a partire dai comuni, rappresentati dal presidente del consorzio dei comuni, perché abbiamo bisogno ovviamente anche del sostegno dei comuni, ma oltre a questi ovviamente le organizzazioni della Croce Bianca, della Croce Rossa, le farmacie, anche qui rappresentate, tutti che danno il loro contributo, saranno tanti anche impiegati amministrativi, sia provinciali che dei comuni, che collaboreranno per questa iniziativa. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è, noi vorremmo dare questa possibilità di potersi vaccinare sia per quanto riguarda la prima, la seconda o anche la terza dose al più presto possibile, perché leggiamo sui giornali anche nazionali, oggi ho visto credo sul Corriere della Sera, se ricordo Repubblica, mi hanno dato l'appuntamento per il 22 marzo, no? Cioè, non ricordo quale regione era. Vabbè, questa situazione che adesso tante persone, anche sapendo che
la protezione vaccinale ovviamente col passare dei mesi decresce, si diminuisce, soprattutto adesso tocca quei gruppi anche, diciamo, che sono forse i più vulnerabili, perché erano i primi a essere stati vaccinati. Adesso bisogna avere la terza dose soprattutto anche per questi gruppi, ma poi tocca anche ai giovani, oltre a 12 anni, e a breve sarà anche la possibilità di vaccinare i ragazzi, i bambini con più di 5 anni. Tutta questa cosa porta ovviamente a una grande richiesta e adesso vogliamo dare una grande risposta, tutti assieme, permettendo alle persone di farsi vaccinare su tutto il territorio. Il potenziale è di fino a 100.000 dosi, anche diciamo, il potenziale, ma non è questo diciamo, qual è il fallimento, l'asta, no, questo è il potenziale che riusciamo a mettere in piedi, più o meno è questo. Vediamo poi la risposta, quanti saranno a usufruire di questa possibilità di anticipare. Questo è il tema. E più saranno, e qui con questo, più cresce la probabilità che il Natale sarà non del tutto normale, ma diciamo più vicino alla normalità. No, bisogna essere molto cauti, vogliamo esserlo. Non è che promettiamo adesso poi sarà tutto risolto, ma questo credo che sia talmente chiaro che credo che lo possano capire tutti, che più vaccinati avremo, più alta la probabilità che avremo meno problemi. E non dico zero problemi, ma meno problemi. E perciò l'appello è a una grande partecipazione. Grazie a voi tutti per la presenza, cedo la parola. Danke, Landeshauptmann. Um die Bedeutung dieser Sonderinitiative zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Daten geben. Per capire questa iniziativa dobbiamo dare un attimo un'occhiata ai dati, perché è molto importante capire la situazione. Ad oggi circa il 70% della popolazione totale in Alto Adige è completamente vaccinata, che se pensate 3 mesi fa, se si avesse detto tra qualche mese abbiamo il 70%, magari pochi avrebbero pensato di arrivare a questa cifra, ma comunque è tanto, ma dall'altra parte, l'8 dicembre per più di 230.000 persone saranno passati almeno 5 mesi della seconda dose. Sappiamo che la protezione diminuisce, per questo anche questo è un dato che è molto importante da capire. Circa 58.000 di loro hanno già ricevuto il booster, la vaccinazione di richiamo, tutti gli altri dovrebbero ottenere il booster prima possibile. E questo perché siamo qua a presentare questa iniziativa. Wenn man bedenkt, dass über 230.000 Südtiroler am Stichtag 8. Dezember schon seit über 5 Monaten geimpft sind und zudem 150.000 persone noch ungeimpft, 150.000 cittadini non sono ancora vaccinati, questo da pensare, per quello capiamo che la base della probabilità o il potenziale di infezione c'è. Non è che solo per il 70% di vaccinati non c'è, perché ci sono tanti altri che da una parte è passato 80 dalla seconda dose e secondo che abbiamo 150.000 persone in Alto Adige non vaccinate. Con questa iniziativa di 3 giorni vaccinazione eccezionale vogliamo dare a tutti l'opportunità di ottenere già ora la terza dose o di iniziare il ciclo vaccinale. Se pensiamo che sono 230.000 possibili da vaccinare, dann muss ich Ihnen sagen, dass eben wie schon gesagt 58.000 sind schon geimpft, geboostert. Das Zweite, wir haben in dieser Woche fast einen Rekord. Generaldirektor Zerzer hat mir gerade die Daten gegeben. Die letzten, Peter Auer hat sie uns weitergeleitet, dass wir diese Woche Prognosen haben von fast Rekord. Also auch in unseren Hochzeiten, denken Sie an die Messe Bozen, waren es knapp über 30.000. Wir werden diese Woche 31.000 Bürgerinnen und Bürger impfen. Nächste Woche genauso. Das heißt, c'è un potenziale di 60.000 nelle prossime settimane. E dopo vorremmo alzare, come il Presidente ha già detto, più o meno l'offerta a 100.000, che vorrebbe dire che entro metà dicembre abbiamo il potenziale dell'offerta di vaccinare tutti coloro che potrebbero essere vaccinati. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Datum zu sagen, den Booster meine ich. Es muss bewusst sein, niemand kann dem Virus ausweichen, sich davor verstecken. Das Leben geht weiter, wir werden in Zukunft mit dem Virus zusammenleben und je früher oder später wird jeder unweigerlich dem Virus begegnen, wahrscheinlich unter Umständen schon in diesem Winter, denn man ist in geschlossenen Räumen vieles mehr. Parliamoci chiaro, non possiamo pensare di poter stare alla larga dal virus, la vita continua, il virus non se ne andrà,
dovremo convivere anche in futuro. E questo è importante. Presto o tardi, prima o poi, ognuno di noi entrerà in contatto con il virus con grande probabilità già nel corso di questo inverno. Resta solo da decidere come affrontarlo, se protetti dal vaccino oppure no. Wir können selbst entscheiden, wollen wir geschützt dem Virus entgegentreten oder ungeschützt. Wer geimpft ist, ist geschützt und mit Boosterimpfung wird der Schutz wieder voll aufgebaut. Man ist für die nächsten Monate wieder geschützt vor Ansteckung, Krankenhaus und Intensivstationen. Mit der geplanten Aktion Südtirol impft wollen wir allen Südtirolerinnen und Südtirolern ermöglichen, sich in Kürze am nächsten langen Wochenende impfen zu lassen. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, das Angebot zu nutzen. Adesso la decisione sta a ogni cittadino singolo di accogliere questa offerta e speriamo che siano in tanti. Guten Morgen, buongiorno a tutti. Also so eine Impfkampagne ist natürlich auch aus Sicht der Organisation eine Herausforderung. Wir stellen uns so einer Herausforderung ja nicht zum ersten Mal. Es sind die Impfstandorte festzulegen, auch die Anzahl der notwendigen Impfstraßen. Es ist dann festzulegen, wie viel Personal es braucht und wer dieses zur Verfügung zu stellen hat. Aber auch die Aufgabenverteilung ist hier bereits im Vorfeld entsprechend zu klären. Auch diesmal wieder ist eine schon bewährt, eine Steuerungsgruppe eingerichtet worden, in der alle Organisationen, natürlich auch die Landesverwaltung und in erster Linie der Sanitätsbetrieb vertreten sind, die entsprechende Entscheidungen treffen, aber auch dann garantieren, dass die entsprechenden Informationen weitergeleitet werden, dass die Einzelnen, die hier beteiligt sind und beteiligt sein müssen, auch die entsprechenden Informationen haben. Es braucht aber dann auch vor Ort die Mithilfe vieler. Einmal ist natürlich in erster Linie wiederum das Sanitätspersonal gefragt, auch die Bediensteten der Gemeinden, die draußen dann in der Kampagne selber den Dienst versehen müssen, auf Verwaltungsebene, aber auch die vielen freiwilligen Organisationen, ob das jetzt Rote Kreuz, Weiße Kreuz und vor allem auch dann die freiwilligen Feuerwehren sein werden, die hier ihren Dienst versehen. Lo svolgimento di una campagna di questo tipo è una sfida anche dal punto di vista dell'organizzazione. Anche questa volta è stato istituito un comitato direttivo dove tutte le organizzazioni sono rappresentate. È però richiesta la collaborazione di tanti per poter organizzare e coordinare la somministrazione di un numero di vaccini così alto. Oltre al personale sanitario dei comuni, saranno in loco diversi volontari della Croce Rossa, della Croce Bianca, ma anche i vigili del fuoco, per garantire un gran successo della campagna vaccinale. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e la Disponibilität. Also ich darf bei dieser Gelegenheit mich bei allen bedanken, die jetzt im Vorfeld beigetragen haben, um diesen Ablauf entsprechend zu garantieren, sondern vor allem auch bei all jenen, hier vor allem auch bei den freiwilligen Organisationen, die ja bisher schon einen großartigen Dienst geleistet haben in dieser Zeit der Pandemie, dass sie auch diesmal wieder bereit sein werden, ihren Dienst zu versehen, auch am Wochenende da sein werden, um diesen Dienst dann zu versehen. Vielen Dank. Ja, danke an Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie an die Landesräte Thomas Wiedmann und Arnold Schuler für ihre Statements. Das groß angelegte Impfwochenende, also vom 10. bis zum 12. Dezember, als Angebot und als Chance, um einigermaßen gut durch die nächsten Wochen, durch diesen Winter zu kommen. Die Vorbereitungen, wie gesagt, laufen auf Hochtouren und ich bitte nun die sozusagen organisatorisch Verantwortlichen ans Rednerpult, den Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, einerseits Florian Zerzer, der hier ist, Koordinator Patrick Franzoni, sowie Matteo Bonvicini, Präsident von Federpharma Südtirol und den Gemeindenverbandspräsident Andreas Schatzer.
Wir begrüßen natürlich auch hier anwesend im Publikum, Sie werden nicht ans Rednerpult treten, aber ich möchte Sie trotzdem nennen, die Vertreter der Zivilschutzorganisationen Rotes Kreuz, Weißes Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr. Herzlich willkommen. Saluto quindi i rappresentanti della macchina organizzativa, diciamo, che si è messa in moto per organizzare questa importante iniziativa vaccinale, il direttore generale dell'azienda sanitaria Florian Zerza, il coordinatore Patrick Franzoni, nonché il presidente di Federfarma Alto Adige Matteo Buonvicini e il presidente del consorzio dei comuni dell'Alto Adige Andreas Schatzer. La parola a loro, iniziando da Patrick Franzoni, coordinatore della campagna vaccinale. Schönen guten Tag, buongiorno a tutti. Con piacere presento questo nuovo progetto molto importante in cui cerchiamo in maniera rapida, sempre organizzato in un fine settimana 10, 11 e 12 di dicembre, di riuscire a dare rapidamente una risposta alla cresciuta esigenza di dare vaccinazioni. Che cos'è l'Alto Adige? L'Alto Adige si vaccina. È un'operazione in cui molto rapidamente, per tutte le persone che ne hanno i requisiti, tutti i cittadini e tutte le cittadine, vengono, diciamo così, messe a disposizione una organizzazione delocalizzata con dei posti ben specificati in cui andare a vaccinarsi. Si possono vaccinare tutti quelli che hanno diritto alla vaccinazione booster, che come abbiamo sentito è fondamentale per controllare la pandemia in questa fase in cui nuove varianti stanno mettendo a rischio lo schermo protettivo che si è creato, quindi tutti quelli completamente vaccinati da almeno 5 mesi, e chiaramente un altro target fondamentale sono tutte le persone che non sono ancora vaccinate. Teniamo conto che dal 6 di dicembre, per alcune categorie dal 6 di dicembre, c'è una regolamentazione nazionale molto precisa sulla necessità di avere la vaccinazione. Chiaramente in questo modo noi riusciamo a portare alle cittadine e ai cittadini 100.000 vaccinazioni in 3 giorni. È una grande opportunità per tutti. Es ist eine große Gelegenheit für alle Bürgerinnen und Bürger, so schnell wie möglich die Impfung zu erwerben, und das in wenigen Tagen. Wie wird das Ganze organisiert? Auf einer Seite haben wir die Impfzentren vom Sanitätsbetrieb, die sozusagen ja immer zur Verfügung gestanden sind. Auf der anderen Seite werden auch Impfzentren auf Gemeindeebene aufgebaut, in Zusammenarbeit mit den Bürgermeister, das Ganze koordiniert vom Andreas Schatzer, Präsident vom Gemeindeverband, und dazu noch ganz ein wichtiges Angebot, über 40 Apotheken werden da teilnehmen. Il tutto chiaramente con uno sforzo importantissimo in cui i centri Sabes vaccinali si impegneranno dalle ore 8 alle ore 20 di sabato e di domenica per dare una grossa risposta a questa esigenza vaccinale attraverso centri vaccinali appositamente creati nei comuni dell'Alto Adige, il tutto coordinato con i sindaci localmente e attraverso il presidente dell'Associazione dei Comuni, e soprattutto, molto importante, la partenza già il giorno venerdì, il 10 di dicembre, con le farmacie che aderiscono al progetto di cui abbiamo il rappresentante, presidente, dottor Buonvicini. Come si sviluppa questo piano? Questa è una cartina per fare un po' vedere come con l'ossatura della provincia abbiamo la cosiddetta vaccinazione diffusa, cioè riusciamo veramente ad avvicinarci il più possibile a tutti quelli che vogliono vaccinarsi, con i centri vaccinali, i grandi centri vaccinali, 10 che sono già presenti, e con 29 centri delocalizzati, sempre gestiti secondo gli standard e i criteri che abbiamo imparato in questa campagna vaccinale e che ci ha portato, soprattutto nella prima fase, a gestire numeri enormi di vaccinazioni. La speranza è che le cittadine e i cittadini accettino questa offerta, sta a loro, la palla viene buttata a loro, e possano vaccinarsi il più rapidamente possibile. La cosa interessante è dire che il tutto partirà il venerdì con la partenza attraverso un sistema di prenotazione, attraverso il sistema di prenotazione provinciale Sanibook, in cui già a breve ci si potrà prenotare per iniziare a prendere parte a questa iniziativa. Grazie.
Einen schönen guten Tag auch meinerseits, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui e partecipare a questa importante iniziativa che ha una ricaduta fondamentale nella gestione di questa pandemia in cui purtroppo ci troviamo. Il primo ringraziamento va assolutamente al direttore generale Florian Zerze e all'assessore Thomas Widmann per la fiducia che ha riposto nelle farmacie dall'inizio della pandemia. Questa fiducia credo che sia stata anche ricompensata con gli sforzi proprio di tutta l'organizzazione dal primo minuto per offrire al cittadino una porta di accesso veramente al mondo socio-sanitario che in quel momento, soprattutto all'inizio, i primi giorni li conosciamo, era stato reso tutto molto complicato. Tante strutture sono state chiuse, la farmacia invece è rimasta aperta al fianco del cittadino. E ancora oggi vogliamo dare il nostro contributo. Non nascondo che l'organizzazione all'interno della farmacia non è del tutto, semplice, perché per esempio per i tamponi che ci hanno anche visti protagonisti dal primo giorno, quindi dallo scorso autunno, le possibilità erano diverse perché c'è la possibilità di allestire anche delle tende e delle strutture al di fuori della farmacia, mentre per la vaccinazione ovviamente dobbiamo garantire degli spazi interni che non tutte le farmacie purtroppo oggi hanno a disposizione. Pertanto il numero delle farmacie che io speravo e che so che crescerà nelle prossime settimane adesso è all'incirca intorno alla dimensione delle 50 unità. Le farmacie hanno visto una crescita professionale in questo periodo e una crescita di nuove competenze. Questa sfida è stata accolta con grande serietà ed entusiasmo. Devo dire che ho notato proprio un cambio culturale nella gestione proprio di questa pandemia, soprattutto nei confronti di questa struttura, la farmacia, che spesso in passato era stata vista come un soggetto privato al di fuori della parte pubblica sanitaria. Oggi invece ci sentiamo partner e veramente una parte del pubblico, una mano lunga della sanità pubblica sul territorio, a offrire servizi di qualità e assistenza al cittadino. Dobbiamo dire che non è stato facile, anche questa organizzazione adesso di mettere in piedi questa macchina non è assolutamente banale, come dicevamo, siamo all'interno e ringraziamo anche per partecipare a questi importanti gruppi di lavoro per portare avanti un progetto che sappiamo ha una ricaduta determinante per la gestione di questa pandemia e confidiamo che quanti più colleghi possano partecipare, adesso stiamo cercando di convincere alcuni colleghi che si stanno cercando di organizzare e mettere nelle condizioni poi il cittadino di poter avere anche nella prossimità della propria abitazione un'offerta di questo tipo. Nei prossimi giorni verrà evidenziata anche la lista di tutte le farmacie con tutte le possibilità di prenotazione attraverso i sistemi pubblici dell'azienda sanitaria. Ich will mich herzlich bedanken hier mit dem Generaldirektor Florian Zerze und dem Landesrat Thomas Widmann für das Vertrauen, was Sie in den Apotheken gehabt haben in den letzten 24 Monaten überhaupt, weil das war wirklich eine sehr große Erforderung für die Apotheke. Die Arbeit hat sich sehr schnell entwickelt und geändert. Wir waren vorher nur bei der Seite oder grundsätzlich auf der Seite von den Bürgern für die Medikamente und das sind wir noch heute. Aber immer mehr gibt es Leistungen in der Apotheke, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und wir werden immer mehr mitmachen mit dem öffentlichen Sanitätsbetrieb, immer bei der Seite vom Sanitätsbetrieb sein in dieser Pandemie. Die Apotheke, wir wissen, die ist immer
offen geblieben, auch wenn andere Strukturen wegen der hohen Infektionen geschlossen haben. Und deswegen, der Bürger hat wirklich in die Apotheke immer jemand gefunden, der ein Wort und wirklich ein Sostegno gehabt hat. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Diese neue Veranstaltung, die schätzen wir sehr viel. Wir hoffen, dass wir haben schon ganz, ganz viele Anmeldungen bekommen, schon in den letzten Monat, weil wir haben angefangen mit dieser Impfung am 11. November und deswegen sind es fast ein Monat, dass wir mitmachen. Das ist sehr aufwendig, die Organisation, aber wir strengen uns sehr viel an und wir hoffen, dass so viel wie möglich Bürger auch sich bei uns melden und wirklich eine tolle Arbeit machen dürfen. Was mich sehr bedeutet und wobei ich sehr froh bin, die Apotheke endlich kann auch in derselben Struktur die Antigentests anbieten und jetzt auch die Impfung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil so mit dieser Gelegenheit haben wir mehrere Bürger an der Impfung so hingebracht, weil vorher haben wir sie immer zu den öffentlichen Strukturen geschickt, aber wir haben gesehen, dass der Kontakt, das der Apotheker hat mit dem Bürger, das ist sehr, sehr stark und wir müssen das unbedingt sostenerlo. Vi ringrazio. Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Buongiorno a tutti. Dieses wichtige Projekt kann nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten und die Aktion tatkräftig unterstützen. Deshalb und in der festen Überzeugung über die Wichtigkeit des Projektes werden sich die Gemeinden, wie bereits beim Massentest im letzten Jahr und beim Aufstellen der Teststationen, auch bei diesem Projekt als verlässliche Partner des Sanitätsbetriebes erweisen. Neben den bereits bestehenden Impfzentren des Sanitätsbetriebes werden zusätzliche Impfstandorte, wir haben es vorhin gehört, in weiteren 27 Gemeinden eingerichtet. Für mich erfreulich und dafür auch einen herzlichen Dank an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass bei der gestrigen Vorstellung des Projektes diese ausnahmslos ihre aktive Mitarbeit zugesichert und das Projekt spontan unterstützt haben. Für mich ist es wichtig, dass das Impfangebot breit angelegt wird und so der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird, niederschwellig und ohne lange Anfahrtszeiten eine Impfung zu erhalten. Die Gemeinden stellen dafür Strukturen und das Verwaltungspersonal zur Verfügung und sorgen mit den Freiwilligen Feuerwehren und mit der Ortspolizei für einen geordneten Ablauf der Aktion. Wünschenswert wäre hier natürlich auch, wenn Nachbargemeinden von Impfstationen bei Notwendigkeit auch mit Personal oder anderen Dienstleistungen aushelfen. Das wäre natürlich ein aktives und schönes Zeichen der Zusammenarbeit. Es ist für uns Bürgermeister, glaube ich, Aufgabe und auch Verpflichtung, unsere Bürger und Bürgerinnen von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen und sie zu motivieren, sich bei dieser Aktion anzumelden und das Angebot zahlreich in Anspruch zu nehmen. Sicher ist, und das haben wir ja heute schon gehört, dass das Impfen der derzeit wirksamste und gesundheitsschonendste Weg aus dieser Pandemie sein wird. Ich bedanke mich daher im Namen aller Gemeinden beim Sanitätsbetrieb und bei der Landesregierung für die Durchführung dieser Aktion und ich bedanke mich besonders bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern,
die in den nächsten Tagen Impfstationen aufbauen und einrichten und somit aktiv am Projekt beteiligt sind, sowie bei allen Mitarbeiterinnen und besonders auch bei den mithelfenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und des Weißen und des Roten Kreuzes. Ich bin überzeugt, dass mit einem gemeinsamen Handeln aller Beteiligten auch diese Tage der Massenimpfung erfolgreich durchgeführt werden können, und ich hoffe natürlich, dass unsere Bemühungen dazu beitragen, die derzeitige Situation unter Kontrolle zu bringen, unsere Krankenhäuser zu entlasten und die Pandemie schlussendlich langsam einem Ende zuzuführen. Oltre ai centri di vaccinazione già assistenti dell'azienda sanitaria, altri 27 comuni parteciperanno e istituiranno centri di vaccinazione. Sono lieti e vorrei ringraziare i sindaci partecipanti che alla presentazione del progetto ieri sera, senza eccezione, hanno assicurato la loro collaborazione attiva ed hanno sostenuto spontaneamente il progetto. Noi sindaci sicuramente abbiamo anche l'obbligo di convincere i nostri cittadini della necessità di vaccinazione e di motivarli a registrarsi per essa ed ad utilizzare l'offerta in gran numero. È certo, e lo abbiamo già sentito più volte oggi, che la vaccinazione sarà la via d'uscita più efficace o unica e più per uscire dalla pandemia attuale. A nome di tutti i comuni vorrei per questo ringraziare l'azienda sanitaria e la giunta provinciale per la realizzazione di questa campagna e soprattutto i sindaci che nei prossimi giorni allesteranno le stazioni di vaccinazione e saranno quindi attivamente coinvolti nel progetto. Così come tutti i dipendenti e soprattutto i membri dei Vigili del Fuoco volontari, nonché i collaboratori e volontari della Croce Rossa e Croce Bianca. Sono convinto che con l'azione congiunta di tutti coloro che sono coinvolti, anche questi giorni di vaccinazione di massa possano essere eseguiti con successo e naturalmente spero che i nostri sforzi contribuiranno a portare la situazione attuale sotto controllo. Grazie. Einen schönen guten Morgen und cordialissimo benvenuto a tutti voi, grazie. Oggi mi permetto di fare un saluto particolare a tutti voi rappresentanti dei media. Perché? Perché a voi adesso l'arduo compito di veicolare questo messaggio di questa azione importantissima, di questa azione necessaria, e grazie all'apporto di tanti siamo anche convinti che avrà successo. Ich möchte dort anschließen, wo Landesrat Thomas Widmer es auf den Punkt gebracht hat, mit den Zahlen. Wenn wir die Zahlen ansehen, dann sehen wir, dass wir derzeit eine schwierige Situation haben. Dann sehen wir auch, dass wir jetzt Status wechseln werden. Wir werden gelb werden. Aber ich möchte auch eine zweite wichtige Zahl ergänzen. Wenn ich Sie kurz ein Jahr zurückblicken lassen darf, gemeinsam mit mir, dann waren wir vor einem Jahr von den Positivzahlen des Tages her sogar etwas besser gestellt als heute. Wir hatten aber damals 33 intensivbetten belegt, 33 erano letti di cura intensivi occupati un anno fa contro i 12 di quest'oggi, 273 letti Covid nelle aree Covid non intensiva contro i 99 di oggi, 143 nelle cliniche private contro i 71 di oggi. Questo cosa ci fa capire? Questo ci fa capire che la vaccinazione funziona. Questo è il messaggio centrale. La vaccinazione ha dato i suoi frutti e chiunque dice qualcosa in contrario, basti che guardi questi numeri e si può convincere. Vor einem Jahr hat uns die ganze Welt applaudiert,
Ihr wisst, es waren sogar Artikel in der New York Times erschienen, als wir das große Massentesting durchgeführt haben, was aufgrund dieser toll aufgestellten Organisation von allen Partnern einzigartig war, weltweit einzigartig war, und wo uns die Menschen dafür bewundert haben, dass es den Südtirolern ein Anliegen war, sich testen zu lassen, den Südtirolern ein Anliegen war, uns allen zu helfen, eine gemeinsame, solidare Aktion, um letztendlich die Situation der Pandemie zu verbessern. Heute ist die Situation etwas anders. In diesem Moment erfahren wir etwas weniger Applaus, aber wie der Landeshauptmann auch gesagt hat, das Zentrale ist jetzt, dass wir die Gunst der Stunde nutzen. Perché parlo del momento particolare? Perché abbiamo delle importanti novità a livello normativo, come sapete la regola del Super Green Pass, la regola della vaccinazione obbligatoria per molte fasce della nostra popolazione lavorativa e soprattutto anche il tema che hanno abbassato a 5 mesi il tempo che deve passare dalla seconda inoculazione al booster. E noi sappiamo, come ha detto appunto il Presidente, che adesso conta la velocità. È per questo che ci siamo riuniti di nuovo in questo gruppo formidabile di lavoro, devo dire formidabile perché tutti veramente entusiasti e pieni di volontà di portare avanti questa azione. Ci siamo riuniti per creare questa importantissima offerta. 100.000 possibili vaccinazioni che sono pronti a disposizione per la cittadinanza che noi speriamo, siamo convinti, ne vorrà usufruire di questa offerta. Io voglio solo ringraziare tutti i miei, mi permetto di dire, colleghi, Andrea Schatzar, Matteo Bonvicini, Ivo Bonamico, Manuel Palua, i direttori di Dipartimento Günther Burger, Klaus Unterweger, spero di non aver dimenticato nessuno, ovviamente i coordinatori del gruppo pratico, del gruppo operativo, Patrick Franzoni, Peter Auer e i nostri responsabili dei centri vaccinali di Saves. Tutti questi hanno già, col fine settimana scorsa, iniziato a lavorare, abbiamo visto che funziona, abbiamo soprattutto colto questo entusiasmo nel gruppo di lavoro, gruppo guida e gruppo operativo e per questo siamo convinti che funzionerà. Adesso aspettiamo la risposta della popolazione. Ich bitte Sie, vor allem alle Vertreter der Medien, diese Botschaft heute nach außen zu tragen. Ich bedanke mich noch einmal bei dieser tollen Steuerungsgruppe, wo man einfach diese Energie spürt, diesen Willen, gemeinsam diese Aktion wieder zu schultern. Und danke natürlich an Landesrat Thomas Wiedmann, Landesrat Arnold Schuler, an den Landeshauptmann auch für die Zurverfügungstellung der nötigen Mittel für den Auftrag, den wir hier durchführen dürfen. Und ich bedanke mich jetzt auch bei allen denen, die dieses Angebot nutzen wollen, die uns damit unterstützen, dass wir ein Stück weit wieder mehr, vor allem Möglichkeiten auch der Betreuung von Nicht-Covid-Patienten für den Sanitätsbetrieb zurückgewinnen können. Danke vielmals. Ja, vielen Dank. Ich bitte Sie jetzt auch kurz hier stehen zu bleiben, denn nun geht das Wort an die Journalistinnen und Journalisten, die unter anderem auch auf der Plattform Zoom hier mit uns verbunden sind. Quindi chiederei anche al Presidente della Provincia, ai due assessori di posizionarsi un attimo qua, perché ci sono delle domande anche che passerei adesso appunto la parola ai giornalisti collegati sulla piattaforma Zoom, perché dopo passiamo qui in sala e poi ovviamente i presenti saranno anche a disposizione per interviste individuali. Passo la parola a Carmelo Salvo che già da un po' ha alzato la mano in chat e quindi la parola a lui. Sì, buongiorno a tutti. La domanda che vorrei porre è la seguente. Al di là ovviamente della soddisfazione per ogni dose in più che si riuscirà a ottenere in questo grande appuntamento dall'Alto Adige si vaccina, vi siete dati comunque un obiettivo, come dire, minimo di queste 100.000 dosi potenziali per il quali riterrete che sia, come dire, insomma, un'iniziativa soddisfacente? Ecco, avete un'idea su per giù di quello che per voi potrebbe essere su 100.000 dosi potenziali, come dire, un successo o un insuccesso? Grazie. Eravamo d'accordo che rispondevo io a questa domanda perché ce l'aspettavamo e francamente mi sembra proprio, diciamo, una domanda impropria perché
tenta solo di avere poi un tema, diciamo dire, un governo, un'amministrazione pubblica ha fallito o ce l'ha fatta. Ma qual è il valore aggiunto? Noi considereremo un successo questa iniziativa se siamo in grado di fare quello che abbiamo presentato adesso, di mettere a disposizione fino a 100.000 possibilità di farsi vaccinare. Questo sarà il successo ed è una grande sfida che andiamo a affrontare tutti assieme, in un gioco di squadra, e siamo contenti per questo che vediamo questo grande entusiasmo nel voler fare quello che tutti ci consigliano, tutto il mondo scientifico ci consiglia. Poi volerlo mettere di nuovo sul piano, sì, però allora qui non si tratta di un voto di fiducia o sfiducia nei confronti di qualcuno. Questo adesso l'appello ai cittadini di voler sfruttare questa occasione nell'interesse di noi tutti. Per quello c'è scritto für dich, für mich, für uns. Per me, per te, per me, per noi. Questo è il messaggio e perciò il successo sarà se siamo in grado di fare questa iniziativa e speriamo che tanti partecipano. Grazie. Mi scusi Presidente, semplicemente e gentilmente per precisare che comunque non ci sono mai domande improprie. Mi scusi, grazie. Ci sono altre domande da parte dei giornalisti collegati nella piattaforma Zoom, perché altrimenti chiuderei il giro, diciamo, online e passerei le parole ai colleghi che sono, alle colleghe che sono presenti qui in sala. Non vedo più mani alzate, quindi passerei la parola a Antonella Matteoli, Alto Adige. Buongiorno, io volevo chiedere due cose. Uno, tecnicamente come funzionerà? Cioè sarà tutto libero o in parte libero e in parte a prenotazione? E un'altra cosa, il vaccino, siccome poi ci saranno le discussioni, sarà solo, cioè uno può scegliere io voglio far Pfizer, io voglio far Moderna, si punterà molto su Moderna e se è per questo perché farete questa scelta? Non so, il soggetto ha fatto Pfizer, potrà scegliere sì io voglio far Pfizer o dovrà fare il vaccino che si troverà quel giorno, punto di domanda? Grazie della domanda. Allora, da un punto di vista tecnico su quanto riguarda come organizzato, la parte è spezzato in due la giornata, ossia una parte del sabato e la domenica è dedicata alle prenotazioni per permettere ai cittadini che vogliono avere la sicurezza di poter andare a vaccinarsi e metà parte della giornata è dedicata invece all'accesso libero per garantire, come abbiamo detto, il maggior afflusso possibile. Sulla scelta dei vaccini io preciso che noi medici dobbiamo, diciamo così, vedere le evidenze scientifiche. Quello che si sta appalesando, soprattutto andando a vedere studi fatti in Singapore che sono un po' più avanti sia col numero che con i booster, si vede benissimo che se noi riusciamo ad incrociare facendo un cross and match della vaccinazione, ossia precisando le dosi booster, la terza dose comunque viene fatto con un vaccino ad mRNA. Ne abbiamo due a disposizione, Pfizer, BioNTech e Moderna. Incrociando, diciamo così, la possibilità di Pfizer con Moderna, noi riusciamo a avere una risposta immunitaria anticorpale, che abbiamo sempre detto è uno dei parametri scientifici che permettono di valutare in studi, non nella vita reale, in studi l'efficacia, aumentiamo questa produzione. Questo vuol dire che far vedere al nostro sistema immunitario prima, nel ciclo primario, un tipo di spike protein prodotta attraverso la vaccinazione, nel booster un altro tipo che è una conformazione lievemente diversa, potenzia l'attivazione del sistema immunitario sia degli anticorpi sia della risposta cellulare. Quindi la risposta, e noi cercheremo di portare avanti questo concetto perché l'idea è quella, facendo questa azione molto importante, vogliamo il massimo della garanzia per la nostra cittadinanza. Grazie. Barbara Varesco hat vorher auch die Hand gehoben. Bitte sehr. Ich hätte nur ganz eine kurze technische Frage. Wann gehen die Vormerkungen auf? Also, es wird ja dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Franzoni, hauptsächlich Moderna geimpft, weil ein Großteil als
Als im Frühling und im Frühsommer die meisten Leute geimpft wurden, gab es Pfizer als RMNA-Impfstoff. Moderna hatten wir damals ja nur zu einem ganz kleinen Teil. Deswegen wird jetzt primär Moderna geimpft werden, nehme ich mal an. Aber wann kann man sich vormerken? Also für die Apotheken, aber vor allem eben für diese Impfzentren von 8 bis 14 Uhr. Danke für die Frage. Das haben wir effektiv nicht präzisiert. Wir werden die Freischaltungen online ab Freitag Mitternacht, also Samstag 0 Uhr, garantieren, und ab 10 Uhr Samstag wird auch die einheitliche Vormerkzentrale besetzt sein. Sie wird Samstag und Sonntag besetzt sein. Also für diejenigen, die es online nicht machen wollen, weil sie doch lieber eine menschliche Stimme hören wollen, können ab 10 Uhr Samstag sich direkt vormerken. Wir bitten natürlich die Menschen vor allem, die Online-Tools zu benutzen, weil sie schnell sind, weil sie einfach sind, weil sie die gesamte Auswahl ermöglichen und weil sie natürlich weniger Warteschlange generieren. Deswegen die Bitte an alle, nutzt vor allem unsere Online-Vormerk-Software, die in den letzten Monaten ja bewiesen hat, dass sie sehr gut funktioniert, dass sie sehr einfach zu handhaben ist. Danke. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die Fragen. Alle Informationen zur landesweiten Impfaktion. Scusate, c'è ancora una domanda. NBC, prego. Buongiorno, Assessore Widmann o il Dottor Bonvicini, se mi possono rispondere. Quante saranno le farmacie in tutta la provincia e soprattutto quanti vaccini potete garantire di effettuare in queste farmacie? Perché martedì l'assessore non riusciva a rispondermi su questa domanda. E invece un'altra al direttore sanitario, il personale che verrà utilizzato in tutti questi centri, da dove sarà preso? Grazie. Allora, le farmacie aderenti saranno all'incirca 50. Stiamo cercando di, come abbiamo detto, accrescere questo numero. Purtroppo per motivi organizzativi interni risulta un po' più complesso rispetto ad altre attività che avevamo svolto in passato. Ci siamo incontrati col gruppo di lavoro questo fine settimana, abbiamo iniziato poi a strutturarlo da lunedì. Abbiamo fatto uscire come Federfarma proprio una richiesta a tutte le farmacie di indicarci in maniera chiara e evidente chi parteciperà, quali giorni, quindi tra venerdì, sabato e domenica. Ricordiamo che comunque noi abbiamo già aperto le agende a metà novembre, pertanto la parte di venerdì è già prevalentemente, diciamo, coperta da prenotazioni che arrivavano già da tutto questo mese passato, e cerchiamo di offrire degli slot anche il sabato e la domenica per andare a sostenere ulteriormente questa iniziativa. Tuttavia io probabilmente oggi o al più tardi domani avrò una visione più completa, perché abbiamo, ripeto, chiesto proprio ai colleghi di indicarci puntualmente chi e con che forza e che possibilità mette a disposizione del sistema a favore di questa importante iniziativa. Allora, per quanto riguarda il personale, sono fondamentalmente 3 organizzazioni che ci aiutano a reperire il necessario personale. In primis voglio citare i Vigili del Fuoco, perché mi devo scusare con Christoph Oberlenzer che prima non ho citato nel gruppo guida, scusami Christoph, e loro saranno presenti con circa 130 uomini, perché in ogni centro vaccinale ci sarà bisogno di un servizio d'ordine e di un servizio di osservazione dopo l'inoculazione, per garantire che se qualcuno stesse male ha il necessario supporto sanitario. Questa è la prima fascia. Poi ci sono i comuni con l'importantissimo apporto per quanto riguarda personale amministrativo, con circa 225 unità. Al giorno sto sempre parlando in questo momento, per cui sia sabato che domenica stesse quantità, 225 messe a disposizione dai comuni, e poi ovviamente una grossa fetta, 600 persone circa di personale sanitario / amministrativo dell'azienda sanitaria. In primis dell'azienda sanitaria ovviamente partecipano anche medici liberi professionisti, infermieri e medici di cliniche private. Noi abbiamo fatto una lettera sia al nostro personale interno che anche attraverso gli ordini medici, ordini OPI, OPPO, anche a tutti i tecnici, e lì siamo fiduciosi di reperire il necessario personale velocemente. Grazie.
Ja, es gibt noch eine allerletzte Frage im Chat, vielleicht auch gleich an Generaldirektor Florian Zerzer. Was passiert mit den Terminen, die schon ausgemacht wurden? Müssen die von jedem persönlich abgesagt werden oder werden sie automatisch gelöscht? Wir haben bereits in diesen Tagen alle Menschen, die sich vormerken wollten, die Mitteilung mitgegeben, dass sie sich, wenn sie sich ein paar Tage gedulden, mit einer großen Anzahl an möglichen Slots für dieses Impfwochenende sicher früher vormerken können. Darum haben wir vielen Menschen nahegelegt, dass sie diese paar Tage gedulden und sich dann erst vormerken. Die sich trotzdem schon vorgemerkt haben und zum Teil eben heute wie heute erst im Januar einen Termin bekommen haben, werden von uns auch aktiv angerufen, um sie mit der Möglichkeit dieses Vorziehens ihres Termins an diesem langen Wochenende zu kommunizieren. Und wer will, kann dann natürlich diesen Termin stornieren und einen neuen Termin zeitnah vormerken an diesem langen Impfwochenende. Also hier gibt es viel Unterstützung von Seiten des Sanitätsbetriebes. Ja, vielen Dank nun für Ihre Aufmerksamkeit. Wir beenden die Pressekonferenz. Alle Informationen gibt es auch auf der Website coronaschutzimpfung.it, quindi tutte le informazioni saranno anche disponibili sul sito web vaccinazione-anticovid.it. Vi ringraziamo dell'attenzione. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund.